un nuovo video. Oggi siamo su Clash Royale. Ok, è pure entrato Formula K. Lì ancora più di me. Proviamo a richiedere un po' di carte e chiediamo. Posso chiedere il bombarolo. Mentre lo usiamo le cose della Valchiria. Oggi andremo ad aprire solo 2 casse del re, però apriremo 3 casse del re e poi avremo 2 carte garantite, possiamo dire, e nell'offerta fermo. No, ok, grazie a Dio. Come io l'ho trovata, non mi servite più 50 gemme. Lui l'ho comprato, però la strega comunque non è chissà quanto forte. Io voglio il golem. Finalmente sono andato nell'arena, cioè nella prossima arena. Sono già da che si possono già dare le prime 2 leggendarie. La camminatore, però noi andiamo ad aprire casse perché siamo pazzi. Proviamoci. I barbari bloccati. Per ora nuova carta che sono i barbari, che andremo a prendere dopo, che andremo a provare dopo. L'ariete da battaglia, bello. Tanti. Perciò adesso posso scegliere finalmente il cannone. Prendiamo l'altra cassa d'oro, un goblin, 6 sgherri, la capanna dei barbari, ovviamente ce li abbiamo tutte e 2, però io preferisco gli arieti. Ok, tanta roba. 3 carte nuove. Vediamo. Il loro punto debole è un bel draghetto. Non te lo danno neanche un colpo. Lo andremo a provare con il secondo mazzo. Mettiamo l'ariete da battaglia. Togliamo il gigante perché non lo so usare. Mettiamo la capanna goblin. Togliamo la capanna goblin e mettiamo il cannone. Mettiamo i barbari al posto di chi possiamo mettere? Al posto del cacciatore. Sì, del cacciatore, tanto andremo solo a fare una partita oggi. Amici da battaglia veramente micidiale. Questa va attorno, fa 500 di danno, però è molto forte, ma molto forte. Poi abbiamo un cannone che secondo me può fare veramente tanto bene. Abbassiamo un po' il volume perché noi non siamo sordi. Ok, questo dovrebbe essere il nostro mazzo. Ma se noi proviamo... Raga, faccio una partita
provo a fare una pazzia, però non con questo mazzo. Rimuoviamo. Abbiamo un cannone. Abbiamo una lapide. Abbiamo una capanna di barbari. E abbiamo una capanna goblin. No, abbiamo un ariete da battaglia. Abbiamo di barbari. E perciò sì. Goblin, lancieri e goblin. Li posso portare a livello 800 con tutte le monete che ho. Non proprio a livello 800, però un bel livello sì ci arriviamo. Questo dovrebbe essere il nostro mazzo, vediamo. Aspettate, facciamo qua alla chiappa elisir, perché a chiappa elisir è molto difficile da giocare, però se facciamo così forse ce la faccio. Che casino, mettiamo pure la lapide. No! Come goblin lancieri. Che figo! Con l'ariete da battaglia e la finiamo qui. Vai, 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 ariete da battaglia. Sto mazzo secondo me è devastante. L'abbiamo giocato benissimo. Mettiamo pure un cannone. Mettiamo di nuovo la lapide. Mettiamo di nuovo la capanna goblin. E mettiamo di nuovo l'ariete da battaglia. Ariete da battaglia fortissima. Secondo me questo è un fortissimo mazzo, perché ho paura di usarlo, però è fortissimo, si capisce da qui, è fortissimo. Poi sembra scarso, ma non è proprio il contrario. Apriamo pure questa cassa. Arcieri e la Valchiria. Ok, apriamo l'ultima cassa d'oro di oggi. 3 gemme. Capanna di barbari, perfetto. Bombarolo, perfetto. Barbari, perfetto. L'ariete da battaglia è fortissima. Perciò adesso che abbiamo provato tutte le carte potrò dirvi il mio vero deck. E alla fine ho deciso che il mio deck sarà con la capanna dei barbari. Non con la capanna, cioè sarà con capanna dei barbari. Cioè non sarà questo il mio deck. Sarà con l'ariete da battaglia. E alla fine tra tutti ho deciso proprio i barbari. Sì, alla fine ho deciso di usare proprio i barbari. E se siete arrivati fino a questo punto, lasciate like, entrate nel nostro clan. Ovviamente siamo in 4. Entrate e ci vediamo alla prossima. Ciao!